Dalle parole ai fatti, il passo è stato breve. Una ragazza di 21 anni in stato di evidente alterazione ha aggredito con un coltello due ragazzi ferendoli alle mani. È accaduto nel cuore di Mogliano Veneto, nei pressi di un bar proprio nella centrale via Matteotti. Intorno alle 3 del mattino la 21enne ha iniziato un violento litigio per futili motivi con alcuni giovani. Ad un tratto la donna ha estratto un coltello ed ha colpito un 28enne del posto ad una mano. Non solo, ma è riuscita a ferire anche un 23enne di origini moldave. Immediatamente sono state allertate le forze dell'ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno riportato la calma riuscendo a disarmare la ragazza. Si tratta di un coltello a doppia lama lungo complessivamente più di 20 centimetri. I due feriti sono stati invece portati al pronto soccorso per essere medicati. Hanno riportato lesioni guaribili in 7-10 giorni. L'arma ovviamente è stata sequestrata e la 21enne, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà per lesioni aggravate, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Non è la prima volta che nel centro di Mogliano si scatenano liti violente.